Benvenuti nello spazio che precede il telegiornale di Tele4, ore 13, per parlare di un evento molto importante contro la violenza di genere. Già avevamo fatto un servizio lo scorso 14 maggio, ma adesso con gli ospiti ne riparleremo meglio. Intanto ben ritrovato Marco Imburgia, segretario provinciale SIAP di Trieste, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E l'artista Arturo D'Ascanio, anche lui volto ormai noto anche di Tele4, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. L'arte a sostegno, o meglio, contro la violenza di genere. Lo abbiamo rimarcato anche con il servizio alla MIB School of Management l'altro giorno qua a Trieste, dove adesso tra l'altro vi mostreremo appunto il quadro che verrà battuto all'asta, il quadro dell'artista Arturo D'Ascanio. Poi daremo anche tutti i contatti fra poco e tutti i riferimenti per maggiore informazione. Allora, inizierei dal dottor Imburgia, più che altro anche perché l'evento dell'altro giorno era fortemente voluto dal vostro sindacato. Avete promosso questo evento e quindi ricordiamo di cosa si tratta, il perché, il messaggio che vogliamo lanciare. Assolutamente, grazie per la domanda. Allora, il SIAP di Trieste è molto vicino a quello che è il fenomeno ormai dilagante purtroppo nelle cronache, cioè quello del femminicidio. Ci siamo interrogati su come potevamo dare una risposta concreta per cercare di dare una controtendenza verso quello che è, secondo noi, un decadimento ormai etico-sociale, cioè quella della violenza di genere e il contrasto appunto a questo fenomeno. Abbiamo pensato di farlo coinvolgendo i più giovani e nel farlo abbiamo pensato che quale potesse essere lo strumento più forte, più di impatto per loro, e secondo noi era quella della musica, era quella dell'arte, che sicuramente è uno strumento potente, che lo stesso Papa Francesco definiva insomma uno strumento capace di unire i popoli, di creare convivenza, per cui credo che all'interno della convivenza debba esserci il rispetto, che è il fondamento principale, e quindi volevamo infondere questo messaggio ai più giovani che saranno il futuro della società, e quindi dobbiamo cercare tutti insieme, con tutte le istituzioni, di dare un messaggio positivo per il rispetto e di contrasto alla violenza di genere. Tra l'altro la Polizia di Stato, come ha ricordato anche il questore Fredella l'altro giorno, è purtroppo molto impegnata su episodi disdicevoli come la violenza di genere, però è anche vero che finalmente si denuncia molto di più di una volta, molte donne, molte persone fragili trovano il coraggio di dire basta, non ne posso più. Questo è molto importante. Questo è fondamentale per noi perché va in controtendenza a quello che era un'abitudine passata, quasi di normalizzazione di un fenomeno invece assolutamente grave, che è quello appunto della violenza. La violenza deve essere sempre denunciata e oggi ci sono strumenti, ci sono uomini, risorse e devo dire anche bravissimi i colleghi della Questura di Trieste che ogni giorno cercano di creare empatia con le vittime, perché è fondamentale il senso di fiducia verso le istituzioni, e credo che il fenomeno di denuncia sia un sinonimo di grande fiducia nelle istituzioni, quindi assolutamente d'accordo con il pensiero del questore Fredella. Vado dall'artista, abbiamo detto musica, arte a supporto di queste iniziative, come veicolare un messaggio. Intanto prima della locandina che ho qui dal mio computer, che fra poco manderemo in onda, vorrei farvi vedere il quadro. Mostriamo allora la locandina. Intanto il SIAP Trieste presenta, eccola qui c'è il quadro di Arturo D'Ascanio, che adesso ci spiegherà anche il messaggio stesso del dipinto. Asta di beneficenza, da un omaggio dell'artista Arturo D'Ascanio. Sarà possibile partecipare dal 14, ma c'è il tempo fino al 31 maggio 2025 al MIB School of Management. L'intero ricavato peraltro devoluto alla Fondazione Giulia Cecchettin. C'è il titolo che copre, io do anche che l'informazione che per informazioni e partecipazione sentire la signora Donata Dorta. Posso comunicare il cellulare? Sicuramente. 340 91 58 365. Grazie che avete tolto anche momentaneamente il titolo. Chiaramente questa parte la potrete vedere su YouTube Media Nord-Est, ci sarà l'intera puntata per chi volesse rivederla. Arturo, il significato di questo quadro, intanto il significato in senso stretto, cosa vede lo spettatore, cosa percepisce, ma non è solo fruitore banalmente. Certo. La forma compositiva su una tela di 120 x 150 cm, quindi una misura importante,
raffigura una donna di spalle con un vestito bianco che attraversa dell'acqua e va verso la luce. Cosa ha voluto rappresentare? Una donna che lascia alle proprie spalle tutte le varie problematiche che ogni donna può affrontare. Adesso stiamo affrontando la tematica della violenza di genere e quindi io l'ho vista che appunto lascia alle sue spalle problemi di questo genere e non arrendendosi, e mi riallaccio anche alle varie soluzioni di cui può usufruire, quindi le varie associazioni contro la violenza di genere, le istituzioni, quindi la polizia che ha i suoi uffici proprio specifici per questa tematica, e l'ho rappresentata che appunto attraversa quest'acqua ma va verso la luce, per cui è una donna che a un certo punto ha vinto la paura, grazie a tutto quello che ho appena detto, e va verso la propria risoluzione e verso quel senso di libertà che ogni donna auspica per la propria vita. Quindi noi vediamo una figura di spalle che di fatto non possiamo vederne il volto e quindi è lo spettatore che deve immaginare nella sua mente l'espressione che la donna potrebbe avere, e quindi insomma è molto partecipativo, dicevamo. In questa situazione io la immagino appunto una donna che si è risolta e quindi va verso una vita degna di essere vissuta. Lo spettatore ovviamente ne può dare una propria interpretazione e da qui, da semplice osservatore, ne diventa un interprete di questa opera. E questa cosa mi ha sempre intrigato, tant'è che è un po' la mia cifra quella di dipingere donne di spalle. Base d'asta, partenza 500 euro. Base d'asta 500 euro. E fino al 31 maggio c'è fino al 31 maggio, alle 11 di sabato 31 maggio, si apriranno le buste di chi ha partecipato e l'opera sarà assegnata al maggiore offerente. Organizzare un evento del genere è stato difficile, ci è voluto molto tempo, bisognava sentire anche diversi enti, comunque la scuola di management. Ci racconti un po' l'iter per arrivare poi a proporre al pubblico un evento così? Chiaramente un evento così ben organizzato e di questa grande taratura ha richiesto settimane di lavoro, è un lavoro di gruppo. Io voglio ringraziare, approfittando di questa domanda, la Living Music e la The Groove Factory Band che insieme all'avvocato Esther Soramel, che sono gli ideatori materiali poi del concerto. Noi semplicemente abbiamo sposato appieno quello che era il messaggio artistico contro la violenza di genere, l'abbiamo deciso di allargare a un convegno che ha preceduto appunto il concerto stesso, con tutte le autorità locali, civili, le forze dell'ordine di ogni ordine e grado, perché noi pensiamo che il contrasto alla violenza di genere sia un problema non privato ma collettivo, e soprattutto non si può affrontare da soli, bisogna che ci siano tutti gli artefici materiali di questo tipo di contrasto, quindi le istituzioni, la politica, rete in modo tale... Assolutamente, fare rete, fare sinergia, l'unione può fare solo che bene a questo tipo di fenomeno, e soprattutto il messaggio chiaro, perché di solito alle cronache va soltanto in risalto la violenza. In questo caso volevamo dare risalto al senso di rispetto, a quello che era appunto il fondamento stesso secondo noi dell'evento, rispetto, che può essere anche un titolo generico ormai verso una cultura in decadimento, ce ne accorgiamo ogni giorno nelle cronache locali e internazionali. Quando studiamo storia dell'arte, anche già dalla scuola, noi impariamo che l'artista esprime un suo messaggio o anche se stesso, per così dire. Qui però parliamo di un artista che oltre ad esprimere un messaggio può esprimere qualcosa che sia di importante per gli altri in questo caso, no? Quindi per le donne, per le persone con più fragilità, e forse un'unica immagine riesce davvero a indagare un sentimento che purtroppo in negativo può abbracciare molte realtà. Sì, è vero che esprime questo sentimento in negativo, ma il messaggio che invece voglio dare con l'opera è un messaggio sicuramente di speranza, e questo è molto importante, cioè la donna non deve demordere, non deve aver paura, deve denunciare, e qui appunto io l'ho rappresentato come una donna che prende in mano la situazione e si risolve,
perché è importante che la donna abbia questo atteggiamento nei confronti di questa problematica, che non si chiuda in se stessa, va bene, ma che vada incontro a chi può darle una mano, e una mano se la può dare anche lei facendo appoggio sulle varie soluzioni. Fra poco ricorderò anche le informazioni, una curiosità mia personale, Prego. Ha preso di riferimento un modello per questo quadro oppure è frutto invece di pura immaginazione? Sì, no, apprezzo la domanda perché è davvero interessante. C'è un modello, ma volevo sottolineare anche la realizzazione dell'opera. È stata fatta con la tecnica dello spolvero. Okay. Se ho 30 secondi lo spiego. Assolutamente. La tecnica dello spolvero non è altro che quella che ha usato Leonardo da Vinci per fare la Gioconda. Praticamente cosa ha fatto? Aveva il suo modello, va bene, ha disegnato su carta la figura, l'ha poi sovrapposta su una tavola e poi con la punta di un oggetto ha bucherellato tutta la forma della donna, va bene? E quindi praticamente togliendo il foglio ha ottenuto quella che è la forma della donna stessa. Qui ho usato la stessa tecnica, bene, e dopodiché preciso anche che è stato usato del colore acrilico e appunto, ripeto, fatto con la tecnica dello spolvero, cioè il disegno è stato realizzato con questa tecnica. Complimenti per la realizzazione, davvero. Grazie. Un bellissimo dipinto, un bellissimo quadro che viene battuto all'asta, l'intero ricavato devoluto alla Fondazione Giulia Cecchettin. Ripeto ancora una volta, per informazioni e partecipazione chiamare il 340 91 58 365. Non è un caso che l'intero ricavato sarà devoluto proprio alla Fondazione Giulia Cecchettin, che purtroppo è diventata simbolo con quel assurdo caso di cronaca che tutta Italia è rimasta insomma sbigottita, e quindi insomma eloquente anche la destinazione, no, di questo. No, chiaramente la scelta è stata ricercata e voluta, e ringrazio il signor Gino Cecchettin per aver anche lasciato un videomessaggio per noi quella giornata. Sarebbe stato anche un suo piacere, un suo desiderio essere presente, però proprio perché la sua campagna di contrasto alla violenza di genere ormai è un must su tutte le scuole, perché è appunto ai giovani che lui vuole rivolgersi, ci sembrava doveroso insomma appoggiare quella che è la nostra mission anche come sindacato di polizia, cioè quello di veicolare anche all'esterno della nostra professionalità lo stesso messaggio. Quindi la Fondazione Giulia Cecchettin ci è sembrato da subito il riferimento per quello che era diciamo il destinatario di questo sicuramente di questa parte economica, che sicuramente sappiamo, perché l'abbiamo visto con i nostri occhi, sarà sicuramente utilizzata per cercare di veicolare al massimo il messaggio di rispetto e di contrasto. Quindi mi sembrava veramente il minimo che potessimo fare, cioè quello di mettere un fondamento concreto per la Fondazione Giulia Cecchettin. Anche voi come polizia siete impegnati nelle scuole, no? Spesso molti appuntamenti in tutti gli istituti scolastici, non solo di Trieste ovviamente, per sensibilizzare sul tema. Assolutamente, l'amministrazione Polizia di Stato è molto sensibile su questo tema, infatti la stessa nostra ospite, la dottoressa Stefania De Castro, commissario capo dell'anticrimine, è conosciuta ormai da 25 anni nelle scuole perché è riferimento per l'amministrazione proprio per questo tipo di veicolazione e messaggio che noi cerchiamo di fare come sensibilizzazione ai più giovani. E quindi, voglio dire, è assolutamente importante per noi parlare ai più giovani, devono essere veicolati questi messaggi, lo faremo sempre di più e spero che anche le altre istituzioni insomma, ci prendano come esempio per cercare di emularci e anche insieme di poter contribuire positivamente rispetto a questo messaggio. Ultima domanda flash, prima di chiudere, è forse l'immagine uno dei veicoli più potenti per definire un messaggio, oltre alle parole, al linguaggio parlato e scritto, piuttosto che la musica ad esempio? Quanto è potente un'immagine? Beh, l'immagine nel mondo, nell'universo della comunicazione rappresenta il 55%, quindi l'immagine è quella che parla più delle parole,
e quindi è molto potente e sono sicuro che comunque ci sarà un riscontro riguardo a questa tematica e a questa campagna, perché riscontrare una sensibilizzazione da parte dei cittadini è un augurio per le donne che purtroppo soffrono di questa tematica. Ringrazio sia Marco Imburgia che Arturio D'Ascanio, buon lavoro a entrambi, grazie anche per questo messaggio veicolato che anche noi ovviamente vogliamo veicolare, importantissimo. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito, piccola pausa pubblicitaria e poi ci sarà il telegiornale di Tele4, fra poco. Benvenuti, ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4, focus sulla politica regionale. Si terrà domani, domenica 18 maggio, il vertice fra i segretari dei partiti della maggioranza di centrodestra che governa la regione Friuli Venezia Giulia per affrontare il tema del possibile rimpasto della giunta regionale dopo la spaccatura apertasi fra Lega e Fratelli d'Italia. Sentiamo allora il servizio di Marco Stabile. Si terrà domani pomeriggio, domenica 18 maggio, online alle 14, il vertice della maggioranza di centrodestra che governa il Friuli Venezia Giulia per affrontare la nuova spaccatura apertasi fra Fratelli d'Italia e Lega che mette nel mirino anche l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, esponente di Forza Italia. Nervi tesi tra i due partiti principali sulla scia dei casi scatenatisi nei mesi scorsi su piano oncologico e terzo mandato. Ad innescare la bagarre stavolta le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha duramente criticato i ritardi del cantiere del nuovo ospedale di Pordenone, parlando di inaugurazione per finta della nuova struttura, parole che hanno imbarazzato non poco il governatore Fedriga, anche perché proferite da un esponente del governo. Il primo a intervenire sul tema nello specifico è stato Carlo Bolzonello, consigliere regionale della lista Fedriga. Ma vi sembra normale che ci sia questa polemica sul trasferimento dall'ospedale vecchio all'ospedale nuovo? Quasi a dare l'idea che in questi mesi non ci si curi più a Pordenone. Il caso però si è fatto in breve politico, con l'assessore regionale alla sanità che avrebbe addirittura affermato di essere pronto a rimettere sul tavolo il proprio mandato nel corso della riunione di giunta regionale di ieri, qualora ci fosse qualcuno in grado di farsene carico all'interno di Fratelli d'Italia. Sul tema dunque le parole della coordinatrice regionale Sandra Savino. Così delle esternazioni da parte del ministro, che proprio per il suo ruolo, tra l'altro, lui è ministro dei rapporti col Parlamento, dovrebbe essere quello che in realtà cuce, media, pondera, deve mettere tante anime, tante situazioni d'accordo. Sì, mi risulta un po' strano, no? L'ipotesi di un rimpasto è un'ipotesi che va, secondo me, a danno dei cittadini. La capacità dell'assessore Riccardi di avere una visione anche, se vogliamo, pro futuro della nostra sanità è un lavoro sicuramente di composizione, di mediazione, è un lavoro molto difficile, però è un lavoro che credo sia in questo momento l'unico in grado di portare avanti. E sull'ipotesi di rimpasto della giunta regionale, qualora i meloniani volessero prendere in mano la sanità, su cui il numero 1 regionale Rizzetto non ha voluto esprimere un commento prima del vertice di domani, ha risposto invece il leader regionale del Carroccio, Marco Dreosto. Quante possibilità che domani si arrivi veramente a un rimpasto, all'ipotesi di un rimpasto in giunta? Ma è evidentemente una delle ipotesi che è stata posta sul tavolo. È necessario sicuramente fare un chiarimento rispetto a quelle che sono state fatte le dichiarazioni da parte di Ciriani e l'incontro che faremo è proprio propedeutico a vedere quale sia la soluzione per non mettere in difficoltà, come è stato fatto, una maggioranza che sta lavorando bene su tanti temi, anche su quello della sanità, che sappiamo essere un tema estremamente complesso su cui esiste un tavolo permanente. Rammarica il fatto che il ministro Ciriani sia uscito con quell'intervento e a quel tavolo non abbia mai partecipato. Fari accesi anche sulla politica triestina. Ho seguito le regole previste per la commissione comunale, così Salvatore Porro, presidente della sesta commissione, sul caso della censura sulla cabinovia secondo il Partito Democratico. Sentiamo le parole di Porro.
L'opposizione però appunto adesso l'accusa di comportamento antidemocratico, come già era successo appunto con il Presidente del Consiglio Panteca. È pronto a vedere anche il prefetto, insomma? Beh, ripeto, l'opposizione fa l'opposizione. Ecco, più che antidemocratico sono stato etichettato come Ponzio Pilato. Dice, porti, se ti lavi le mani. Io chiedo il parere al segretario del Consiglio Comunale. Il dottor Giunta è arrivato sul posto subito, ha letto lo statuto e ha detto no, si può andare in votazione. Non ho fatto il Ponzio Pilato. Così Salvatore Porro, presidente della Sesta Commissione Comunale, tacciato di comportamento antidemocratico nei confronti di opposizione di centrosinistra e cittadini per aver fatto licenziare la variante sulla cabinovia, passandola quindi all'esame del Consiglio Comunale senza un adeguato dibattito e una discussione corposa sulle oltre 3.000 osservazioni pervenute al Comune di Trieste, tanto da far richiedere l'intervento del prefetto di Trieste da parte del Partito Democratico, come annunciato a Ring dal consigliere Barbo. Autorità preposte, perché questo dobbiamo fare a questo punto. Cioè? Intanto abbiamo chiesto appuntamento dal prefetto, perché questo lo posso dire apertamente, perché riteniamo che la gestione dell'aula, e siamo preoccupati anche di questo, possa avere delle ripercussioni su quelle che sentiamo è l'umore fuori dall'aula. Dunque, nello specifico, la spiegazione dello stesso Porro. 3.136 osservazioni e opposizioni, e quelle chiedevano l'opposizione di discutere in quel giorno, era impossibile. Per esempio, la collega Pucci ha illustrato una sola opposizione, ci ha impiegato 18 minuti. Poi la risposta dell'ingegnere Della Betta 10 minuti, sono 30 minuti. Immaginiamo noi, immagini i cittadini, 3.136 opposizioni che avremmo finito l'anno prossimo. Hanno chiesto di rinviare alla Commissione in attesa della sentenza del TAR. Io ho chiamato il segretario generale ha letto lo statuto del Comune di Trieste e ha detto che prevede la votazione. Ho messo in votazione la proposta di collega Barbo e la terza è stata bocciata. La delibera è stata licenziata per l'Aula. Passiamo alla cronaca, dal rione di Ponziana a quello di Borgo San Sergio. Altri 3 colpi nella notte a una trattoria, una pizzeria e un supermercato. Cresce quindi ulteriormente la preoccupazione fra gli esercenti. Stavolta nel Mirino, la periferia di Trieste. Non c'è pace per i locali e gli esercizi commerciali a Trieste. Blitz dei ladri alle prime luci dell'alba nella trattoria Marea di via Rosani a Borgo San Sergio, nella vicina pizzeria Modesto e nel supermercato Bosco di via Orlandini. In tutti e 3 i casi, però, i malintenzionati sono stati ripresi dalle telecamere. Immagini consegnate ai carabinieri che stanno indagando per risalire all'identità dei ladri. Nella trattoria di Borgo San Sergio si vede un uomo con il volto coperto che alle 4:10 del mattino spacca una vetrata per entrare all'interno del locale. Il malintenzionato si è diretto alla cassa, all'interno della quale però non c'era denaro. Quindi l'uomo è andato via, dirigendosi subito dopo alla vicina pizzeria Modesto. Il malintenzionato ha tagliato una tenda di nylon per fare ingresso nel locale, così dalle immagini delle telecamere. In questo caso non è chiaro a quanto ammonti il bottino. Nell'altro episodio al supermercato Bosco, sempre all'alba, il furto è stato consumato. Anche qui però, come detto, è entrata in gioco la videosorveglianza a fare chiarezza su quanto successo. Dalle immagini si vedono degli uomini forzare la porta sul retro dell'esercizio commerciale per poi rubare dalla cassa 200 euro. E abbiamo raccolto delle segnalazioni dei cittadini in via del Veltro, dove c'è un'emergenza topi, ratti, pantigane. Alcuni residenti ci hanno contattato per mostrare quanto succede da qualche mese a questa parte. Guardate le immagini. Per la rubrica Io chiamo Tele4 arriviamo in via del Veltro, dove di fatto c'è un'emergenza topi e pantigane. Ne parliamo con Marino e con altri residenti. Marino, che cosa sta succedendo qua? Sta succedendo che ormai da diverso tempo, qualche mese, siamo invasi dai topi, ratti e pantigane anche. Purtroppo loro hanno fatto dei nidi qua, in questo terreno che probabilmente è delle Ferrovie dello Stato. Questo cancello è chiuso, come si può vedere, con lucchetto e catena. Secondo quello che abbiamo chiesto all'ufficio igiene urbana del Comune di Trieste, di intervenire per fare una bonifica
totale. Marino, se ci avviciniamo ai cassonetti, perché poi è qui che vanno, come dire, a svernare i topi, certo, le pantigane, certo. Li abbiamo anche filmati, li abbiamo visti, uno lì in questo momento, sì, e quindi quando... Eccolo, là sono due, vedi? Sì, ne vedo forse anche un terzo là sotto. Ecco, loro camminano tranquillamente, vanno dove vogliono. Ecco, la gente è preoccupata. E rischiano di entrare nei garage? Sì, certo. E quando vengono aperti anche i cassonetti dalla Cegas per svuotare dall'immondizia? Assolutamente, ce ne sono dentro e gli addetti hanno espresso un po' di timore, di paura, no? Anche loro lavorano, hanno i guanti, sono ben attrezzati. Anche lei si unisce, insomma, a questa richiesta? Io a Marino, condivido tutto quello che ha detto Marino, e anche nel parco qua sopra l'altro giorno c'erano che passeggiavano, quindi è un'emergenza da provvedere, insomma, perché non è una roba vivibile sta qua. Azioni, immagino. Sì, io e anche altri consiglieri hanno presentato segnalazione al Comune nei giorni passati e informalmente abbiamo avuto come risposta che c'è stato un passaggio di polizia aggiuntiva di quest'isola ecologica e che hanno contattato le ferrovie dello Stato, che sono a quanto pare il fulcro del problema adesso. E noi come circoscrizione continueremo a vigilare, a sentire i condomini per vedere l'evolversi la situazione e anche a premere sul Comune perché questi contatti con le ferrovie portino a un risultato in tempi stretti. Siamo pronti a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per capire la situazione in città e ovviamente anche quello che può essere successo questa mattina. Con noi l'ispettore Leonardi, che saluto e che ringrazio come sempre per la disponibilità. Ispettore, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Allora, stamattina abbastanza roba perché ci sono state parecchie rimozioni sull'ordine delle 15 all'interno del Porto Vecchio dietro Largo Santos per la 22esima Corri Trieste, di cui ne parleremo dopo. Le cose importanti che voglio dirvi per oggi, ci sono le solite manifestazioni, Link Media Festival in Piazza Unità d'Italia e tutti i mercatini che però non riguardano la viabilità ordinaria perché sono fatti nelle piazze. Invece le cose che riguarderanno la viabilità ordinaria sono, nello specifico, cominciamo. Alle 15.30 Piazza Libertà abbiamo il corteo LGBTQ che come percorso farà Piazza Libertà, Via Ghega, Filzi, Galatti, Carducci, Goldoni, Corsa Italia, Rive e arriva in Piazza Unità d'Italia. Comunque il nostro personale presente sul posto, orario indicativo dalle 17 alle 20. Come altre manifestazioni, a parte la nave che ormai è diventato un leitmotiv, abbiamo questa sera la partita della Triestina alle ore 20, il nostro personale sul posto presente anche là, fare attenzione ai divieti, nello specifico Piazzale Azzurri d'Italia e via Palatucci, poi il responsabile dell'ordine pubblico deciderà se chiudere o meno le vie di accesso. E poi le avevo parlato delle rimozioni di questa mattina della 22esima Corri Trieste che si svolge all'interno del Porto Vecchio. Nello specifico avremo un divieto di transito che andrà indicativamente dalle ore 15 alle ore 23. I divieti di sosta invece erano già operativi da questa mattina, sta di fatto che abbiamo rimosso parecchi veicoli. Credo che per oggi possa bastare, che dice? Direi proprio di sì, anzi complimenti, è stato davvero esauriente, non avrei potuto elencare di meglio. Grazie Ispettore Leonardi per tutte le informazioni e ovviamente un saluto non solo a lei ma anche a tutti i suoi colleghi, buon lavoro per oggi. Altrettanto voi, buon pomeriggio. Grazie all'ispettore Leonardi, grazie a tutto il corpo della Polizia Locale. Prossimo servizio, l'importanza di recarsi al voto per i referendum dell'8 e del 9 di giugno. È stata ribadita questa importanza dalla CGIL nel corso di un incontro. Il sindacato appoggia il sì anche per una questione di genere. Abbiamo un vulnus democratico importante che è proprio l'astensione al voto del nostro Paese. I referendum tra l'altro sono proprio un esercizio di democrazia, di scelta diretta da parte delle cittadine e dei cittadini. Lara Ghiglione della CGIL è costretta a sottolineare come anche questa volta la consultazione referendaria rischi di passare inosservata e non raggiunga il quorum. CGIL ha dato vita al Cinema Ambasciatori ad un incontro pubblico nel corso del quale sono stati affrontati i quesiti referendari e il sindacato ha ribadito la
propria linea. Siamo schierati per il sì, perché pensiamo che ci siano norme sul lavoro che debbano assolutamente essere cambiate, perché hanno peggiorato moltissimo le condizioni di chi lavora, rendendo più precari ma anche molto più ricattabili lavoratrici e lavoratori. Ghiglione ha inteso però sottolineare un altro punto, ovvero il significato di genere che questa tornata di referendum porta con sé. Sono più precarie, rinunciano al lavoro dopo la maternità per tutta una serie di condizioni, tra le quali i servizi pubblici che sono carenti. Noi dobbiamo ridare protagonismo alle donne nel lavoro per far crescere il Paese, ce lo dicono tutti gli economisti. I paesi dove le donne lavorano meno sono quelle che crescono meno, anche dal punto di vista economico. Stasera allo Stadio Nereo Rocco alle ore 20 il ritorno di play-out fra Triestina e Caldiero, una partita decisiva in cui l'Unione è chiamata a salvare la permanenza in Serie C, e abbiamo fatto il punto della situazione con mister Tesser, le sue parole. Con mister Tesser per capire come ha affrontato questa settimana di allenamenti la squadra e come arriva a questo appuntamento. Ma arriva bene perché dobbiamo arrivare bene. Domani dobbiamo fare una partita importante, ne siamo consapevoli, quindi si sono allenati, chiaramente c'è un po' di tensione, è naturale, è inutile nascondere le cose, però la squadra ha lavorato bene, concentrata, si è impegnata, si è applicata a tutte le cose che abbiamo provato, quindi domani mi aspetto una bella partita. C'è qualche, problema di disponibilità per l'attacco a causa di infortuni? C'è da sopperire all'assenza di Silvestri invece per la squalifica? Sì, diciamo che dietro purtroppo l'assenza di Silvestri, però è pronto Alessandro e sicuramente farà la sua partita, lì siamo coperti. Speriamo di non avere altre problematiche, che dopo dietro abbiamo solo il ragazzo Kosher che sarebbe al debutto, quasi ha giocato pochi minuti in una partita. Fortunatamente abbiamo recuperato in difesa Balcott, che ha fatto anche una buona settimana lavorativa, e quindi stiamo bene davanti, qualche problemina ce l'abbiamo. Abbiamo avuto Epa Vertainen fermo la settimana scorsa, si è allenato gli ultimi 2 giorni, quindi per fortuna recuperiamo lui a disposizione, invece Strizzolo non ce la fa e non sarà a disposizione. Quindi probabile Cortinovis, Olivieri e Udo all'inizio. Probabile, potremmo giocare magari con 2 trequartisti e una punta, ma no, alla fine penso che sarà questa la squadra, la soluzione giusta, perché Vertainen è un po' che 2 settimane che non si allena, con 2 allenamenti non me la sento farlo partire dall'inizio. Ovviamente la Triestina ha ancora il doppio risultato utile a disposizione dopo lo 0-0 dell'andata, penso però che si scenderà in campo per segnare il prima possibile, per evitare gli spettri che potrebbero apparire nel secondo tempo in caso di 0-0 anche ritorno. Certamente, non dobbiamo speculare sul doppio risultato, dobbiamo giocare una partita molto attenta sicuramente, ma una partita di chi vuol vincere la partita, si gioca per vincere la partita, non per aspettare o speculare appunto sul risultato. Poi dobbiamo anche essere bravi ad interpretarla bene, perché non dobbiamo nemmeno regalare, dove loro sono molto bravi, le ripartenze loro, e quindi dobbiamo stare molto, molto concentrati e attenti, ma sempre con l'idea di giocare la partita in avanti, con fiducia, con cattiveria, con grandissima umiltà, ma determinazione. Importante impegno anche per il basket, stasera a Brescia il primo atto della serie di quarti di finale playoff per la pallacanestro Trieste, il punto con coach Christian. Yeah, every day that you get a chance to be a team right at this point of the year is special. It's important to be able to be playing for something important, playing for something meaningful. We enjoy that level of competition and we enjoy that level of camaraderie. The best teams at this time of the year find a way to grow closer together. We've got to do that if we want to continue to play in this thing. Playoff, finalmente si parte. A Brescia il primo atto della serie fra la terza e la sesta forza del campionato. Della Valle, Bilan, Barnelli, Ivanovic e Soci contro Ross, Jutov, Brown e sperabilmente pure Valentine, se riuscirà a giocare sopportando l'eventuale dolore al costato. In entrambi i precedenti la formazione di Poeta ha battuto i biancorossi, match saltati da Ross per infortunio. Le statistiche dicono che i bianco-blu segnano mediamente 3 punti in più di Trieste, 97 contro 87-2.
2, attestandosi come secondo attacco del campionato dopo Trapani, mentre i giuliani fanno meglio a rimbalzo con 40 carambole contro le 36,9, anche qui medaglie d'argento, in questo caso per Trieste, della Lega Basket. Percentuali dal campo e assist sovrapponibili, mentre resta il tallone d'Achille della formazione giuliana sui tiri liberi di squadra, 71% contro il 79% dei padroni di casa. Tema questo su cui bisogna necessariamente fare un salto di qualità in partite tirate come quelle della post-season. Yeah, like Brescia's been one of the best teams in our league all season long. They've got a Coach of the Year candidate, a guy who's done an unbelievable job leading them and guiding them all season long. They're a tough challenge. They present some challenges with the way they can play on the inside. In particular, how many fouls that they draw through the course of a game that are non-shooting fouls. So it requires us to play really fundamentally sound, to play without emotion, but to play with intelligence and toughness. Again, for us, we've got to do a great job in transition defensively, and they've improved defensively, and so we've got to take care of the ball and score as well. È tutto dal TG, dal TG Meridiano di Tele4, prossimo appuntamento con le notizie naturalmente questa sera per l'edizione delle 19:30, ovviamente con tutto il materiale raccolto nell'arco della giornata. Buon proseguimento.